Sono i nostri due fucilieri di Marina e la storia di Venezia è una storia del battaglione San Marco e della Marina Militare. Ci sono due soldati italiani ancora dall'altra parte del mondo. Sono passati oltre 1000 giorni, non c'è un capo di imputazione, non c'è nulla. Allora questo fiocchetto giallo l'associazione Marinai d'Italia chiede che venga messo per ricordare. Allora noi oggi siamo qui nel centenario della Grande Guerra per ricordare i soldati italiani, i soldati che combatterono sui fronti. Oggi abbiamo soldati ancora ostaggio di un altro Stato a cui non possiamo non chiedere scusa per la tanta assenza e non possiamo non dire che noi ricordiamo i soldati di ieri come ricordiamo i soldati di oggi. Fiocchetti fatti dalla famiglia Donat-San, perché poi c'è un fatto di legame, la nostra gente e la nostra terra hanno bisogno di sentire vicino, di sentire comunanza. Fatti uno a uno, premiata azienda cinese di casa Donat-San, ma perché? Perché noi crediamo fino in fondo che ci debba essere un gesto di ciascun cittadino. Se ciascuno di noi ricordasse a questo governo che ci sono i soldati ancora impegnati sui fronti e ancora dall'altra parte del mondo, forse farebbero fatica a girare la testa dall'altra parte.